Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi parlerò dei portali di luce in cui ho dato già accenno in un altro video. Quindi per chi non è ancora, non ha ancora sentito il primo video, la prima pillola del vostro Marietto Veneziano, è consigliabile che vada a pescare nel canale del vostro Marietto questa pillola, così riesce a capire bene il proseguio. Però prima di iniziare questa piccola pillola vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard, il vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e se anche avete un like in più che vi avanza, qui è sempre ben accetto. Bene cari amici, iniziamo pure questa piccola micropillola sulla Donoi, che è il portale di luce, uno dei modi per meditare dei cabalisti, uno dei tanti modi, ma è, diciamo, il più semplice. Cosa bisogna fare? Prima di tutto bisogna usare praticamente, secondo quello che vi consiglia il Marietto Veneziano, questo circuito che metto in sovraimpressione qui, che adesso lo vedete, e potete scaricarlo o nel sito del capitano.altervista.org, dove chiaramente è gratuito, o nei nostri gruppi di Facebook. Guardatelo bene, ecco, lo guardate, lo scaricate e ripetete 112 volte, chiaramente in un posto tranquillo dove vi potete mettere seduti, con qualcosa che non vi stringa, vi rilassate, e guardate attentamente questa scritta e questo circuito, così che vi possa entrare nel subconscio e vi possa aiutare a incominciare a intravedere il primo portale di luce. I portali di luce sono 10 e praticamente questo è il primo. Chiaramente questa meditazione non è che si fa così a puff, cioè si sceglie un determinato orario del giorno e lo si tiene praticamente sempre fisso, in modo che lo si possa riattivare, perché noi siamo un pochettino come delle macchine e dobbiamo fare in modo che entri periodicamente nel nostro subconscio, così che anche il circuito possa lavorare e possa aiutarci a incominciare a intravedere il portale di luce. Dico anche questo perché sento ultimamente gente che parla di angeli colorati, di spiriti guida, di vogliamoci tutti bene, che arriva la quinta dimensione, ma cari amici, la quinta dimensione, ve l'ho spiegato, è sempre esistita, è sempre stata qui accanto a noi, e per poter accedere a questa quinta dimensione, che i cabalisti chiamano il mondo a venire, un metodo, non è l'unico, un metodo è quello che tramite la meditazione possiamo entrare in questi portali di luce, e la parola importantissima che sempre sia stata usata è Adonoi. Adonoi è la parola principale, quindi ripeto 112 volte, fissate bene come si suol dire, il circuito radionico, e quando a un certo punto siete sicuri che è rientrato, potete in teoria anche chiudere gli occhi, ma continuate fino a 112 volte, ripeto, stesso Adonai. Bene cari amici, anche per oggi questa micro pillola del vostro Marietto Veneziano è stata data. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche Telegram, dove al lunedì sera abbiamo incontri di studi di esoterismo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!